Quando leggi un libro o vedi un film straniero, ti sei mai chiesto chi è il traduttore e quale tecnica ha usato per renderlo più simile all'originale? Beh, se non l'hai mai fatto, chieditelo, perché tradurre e tradurre bene è un'arte. Se poi si tratta di tradurre un poeta, beh, il lavoro è ancora più difficile, perché oltre che conoscere la lingua, ci vuole anche un certo talento poetico. Se poi l'opera poetica da tradurre è quella di un grandissimo poeta dell'antichità, il traduttore non può che essere grandissimo. Per questo, quando nel 1810 viene fuori l'Iliade di Omero, tradotto da Vincenzo Monti, tutti i letterati dell'epoca si inchinano davanti al genio di questo letterato emiliano. Aver fatto una traduzione così bella dell'Iliade è solo da attribuirsi alla sua sensibilità neoclassica. Già, perché Monti il neoclassicismo se lo vive tutto. Da quando nasce nel 1754, quando gli archeologi stanno riscoprendo le antiche città romane di Pompei ed Ercolano, e quando muore nel 1828. 74 anni di vita, piene non solo di studi, traduzioni, poesie, opere teatrali, ma anche di vicende storiche. Il periodo di Napoleone in Monti si lascia trascinare dal suo vento riformatore. Va detto che Monti si lascia trascinare dal vento di tutti quelli che hanno potere. Infatti a 24 anni, nel 1778, lo ritroviamo a Roma, nel lussuoso ambiente del cardinale Scipione Borghese. Nel 1781 entra nella corte di Papa Pio VI e altri onori, altri lussi, altre amicizie facoltose e potenti. Quando il vento sta per cambiare, si precipita a Venezia, dove nel 1797 Napoleone ha istituito la Repubblica Cisalpina. Compone opere che esaltano Napoleone e dileggiano Francesco II d'Austria, il Papa. Due persone a cui fino a poco prima ha dedicato opere piene di entusiasmo. E quando Napoleone si incorona re d'Italia, Monti diventa poeta di corte e becca una lauta paga annua di 6.000 zecchini. Quando poi Napoleone viene sconfitto, Monti ricomincia subito a ricomporre liriche in onore di Francesco I, che poi in realtà è Francesco II, è lo stesso di prima, è solo che quando nel 1804 viene istituito l'impero d'Austria e ricomincia il conteggio. Ma Monti è talmente bravo che l'imperatore lo perdona. Non lo perdonano però i suoi contemporanei, che lo vedono come un voltagabbana. Noi però siamo lontani da quel periodo e non possiamo che vedere in lui il grande letterato neoclassico. Capito chi era il più grande esponente del neoclassicismo italiano? Se non l'hai capito, ripassa da qui. Ripassa da noi.